dispone l'annullamento della delibera del 30 dicembre e quindi condanna il Comune alla rifusione degli oneri di Pisano che sono stati sostenuti dall'Udinese Calcio nei mesi scorsi, dichiarando inadempiente il Comune con riferimento a quello che sappiamo consistere nella querela famoso. Doveva fare gli interventi straordinari per l'adeguamento allo stadio, non sono stati fatti. Certamente apre degli spiragli molto più ottimistici perché a questo punto per tutti e due, quindi non è un problema di vittoria o sconfitta, oggi è un punto di chiarezza a valle del quale auspichiamo che con il Comune si riaprano delle condizioni minimali per poter ragionare sia per la nuova convenzione sia per una definizione bonaria di tutto. Quindi domani voi vi incontrate col Comune, se ci sarà collaborazione, come lei ha ribadito più volte, insomma, ci sono abbastanza possibilità di non emigrare. L'auspicio è appunto di non emigrare, la ragione però ci indica che i tempi sono talmente stretti che davvero sarà un miracolo se noi riusciamo a partire la prossima stagione qua. Quindi lo spettro, tra virgolette, Bologna è uno spettro che è tutt'altro che fugato, adesso dobbiamo concentrarci tutti con la cooperazione e collaborazione che auspichiamo che il Comune voglia mostrare per correre a fare questi lavori nei termini in cui oggi il TAR ci consente di tracciare. Arrivederci. Grazie.